in collaborazione con Da Verona seguiremo l'edizione numero 114 di Fiera Agricola con i due pilastri della meccanizzazione e della zootecnia e poi il grande tema trasversale, quello della sostenibilità. E noi qui a Ferrara seguiremo la manifestazione che ha portato in piazza migliaia di agricoltori da tutto il nord Italia per denunciare la crisi drammatica delle campagne e chiedere interventi concreti. 1502 Leonardo da Vinci viene a Imola chiamato da Cesare Borgia come ingegnere militare ad ispezionare le difese della rocca di Caterina Sforza appena conquistata, quella che vedete alle mie spalle. Fu qui che elaborò la famosa mappa urbana della città, ma oggi scopriremo non solo il genio Leonardo, ma anche la sua passione in vigna e in cucina. Insomma, andremo insieme a tavola con Leonardo da Vinci. E noi vi diamo il benvenuto alla nuova puntata di Con i frutti della terra da Fiera Agricola di Verona. Questi sono i giorni dell'edizione numero 114 della storica rassegna internazionale nata nel 1898. Una manifestazione trasversale che abbraccia i settori della meccanica agricola da un lato e della zootecnia dall'altro, con quest'anno il grande tema della sostenibilità. Come anche annunciato dalla Commissione Europea, da Ursula von der Leyen, la sostenibilità sarà naturalmente la parola chiave da qui al 2050, quando dovremo nutrire una popolazione che avrà quasi raggiunto i 10 miliardi di persone. Ma andiamo adesso a vedere qualche numero di questa manifestazione. 10 sono i padiglioni occupati, 900 espositori, una superficie netta di oltre 67.000 metri quadrati, 2 aree demo esterne allestite per gli show dinamici, 800 capi di bestiame in esposizione, oltre 130 convegni, approfondimenti e corsi di formazione. E tradizionalmente uno dei pilastri di Fiera Agricola a Verona è il settore della zootecnia. Quest'anno sono aumentati anche i capi in esposizione, ma c'è anche un ricchissimo programma per quello che riguarda i concorsi, momenti di confronto, come anche quello che sta avvenendo in questo momento. Io sono in compagnia di Walter Lucchetta, che è direttore di ARA Veneto, per proprio farci raccontare un po' quello che accade in questi giorni. Intanto in questo momento un bellissimo confronto con protagonisti anche gli istituti tecnici agrari, i giovani. E questa è la grande vittoria, perché qui vediamo una gara di valutazione morfologica degli istituti tecnici agrari. Ce ne sono 25 che vengono accolti, che possono, perché sono molte più le domande che partecipano a questa gara. Abbiamo istituti che poi vanno anche all'estero. Prossimo anno c'è un grande confronto di questi ragazzi in Francia, ma tornando a Fiera Agricola, non solo sono aumentati i capi, è aumentato tantissimo l'entusiasmo, e quando hai i giovani così ti dà grande soddisfazione, perché sappiamo che c'è un grande ricambio generazionale nelle stalle, un grande voglia di fare e soprattutto di coniugare la grande tecnologia, la grande genealogia a un altro fondamentale asset dell'allevamento italiano, che è il benessere animale. Noi come Associazione Italiana Allevatori, come associazioni regionali degli allevatori, diamo il nostro contributo, vogliamo essere sempre a fianco degli enti selezionatori, sia essa la Frisone, sia essa la Bruna, sia essa la Pezzata Rossa, sia essa la Rendena e tutte le razze che ci sono in giro per l'Italia, per essere un momento di confronto e di sviluppo, perché questo è un settore fondamentale per l'agricoltura italiana, perché veramente dalla terra alla tavola, dalla stalla alla tavola, diamo produzioni che sono uniche al mondo. Questa però è la soddisfazione più grande, con dei ragazzi che si impegnano, che hanno voglia, e per noi è una grande vittoria.
Fiera Agricola Verona, oltre ad inaugurare un anno che sarà molto intenso dal punto di vista del calendario fieristico e degli eventi di settore che porterà a novembre ad EIMA International a Bologna, è stato anche il contesto in cui sono stati presentati i dati di mercato relativi al 2019 e anche le prime indicazioni sul 2020. Allora approfondiamoli insieme ad Alessandro Malavolti, presidente di Federunacom. I dati del 2019 chiudono con un più 0,7% rispetto al 2018, non paragonabile al 2017, ma lì c'era un effetto Mother Regulation per noi molto importante, per cui non sono paragonabili, abbiamo raggiunto i 22.000 trattori in quell'anno. I dati sono essenzialmente in media con tutti gli anni dal 2014 nel quinquennio, dal 2014 al 2019, che hanno una media di 18.400 macchine. È un mercato abbastanza stabilizzato. Inizio 2020 parte piano, non solo a livello italiano ma a livello europeo e mondiale. Ci aspettiamo una ripresa del mercato nel secondo trimestre di quest'anno. Il primo trimestre lo vediamo ancora abbastanza tranquillo. Il mercato è andato stabile sui trattori, non è andato benissimo sulle mititrebbie che sono calate, è andato molto bene sui telehandler invece, sui trattori telescopici che invece hanno avuto un ottimo incremento. Un mercato italiano stabile e un mercato europeo contrastato, un mercato europeo che comunque cresce di oltre un 6%, ma vede una Francia che cresce di un 15%, una Germania un più 5-6%, alcuni paesi invece che soffrono tantissimo. I paesi fuori dall'Europa, Russia cresce di un 15%, i grossi problemi li abbiamo nel sud-est asiatico, con una Cina a meno 20% e con una India a meno 10%. India la cosa non è molto preoccupante perché stiamo parlando di un mercato di 750.000 macchine ancora, o 720.000 macchine, comunque il più grosso mercato a numeri a livello globale. Il governo indiano ha stanziato tanti fondi per l'agricoltura, per cui prevediamo per il 2020 un mercato che comunque riprende. La Cina invece è un po' una crisi di dignità sulle macchine agricole perché l'appezzamento medio cinese è molto piccolo, per cui la redditività dell'agricoltore cinese è bassa. Sono calate le sovvenzioni pubbliche e questo ha determinato un crollo immediato del mercato. L'altro grosso malato nel nostro settore è la Turchia. La Turchia purtroppo anche nel 2019 ha perso un altro 50% di un mercato che si riduce a poco più di 25.000 macchine, 4 anni fa ne erano 75.000. A livello interno quali sono alcune iniziative che potrebbero dare slancio al mercato? Ricordiamo comunque un parco macchine che mediamente è abbastanza datato, 25 anni, l'età media dei mezzi meccanici in attività. Cosa si potrebbe fare? Si potrebbe mettere dei sussidi o degli incentivi però pluriennali sotto forma dei PSR per la sostituzione di un parco circolante che ormai è vetusto. Noi anni che stiamo lottando per la revisione delle macchine, che già porterebbe alla messa a norma, comunque la messa in maggior sicurezza di un parco di 2 milioni di trattori e di un parco, come diceva lei, che ha oltre 25 anni, noi stimiamo addirittura che ne abbia oltre 30 nelle ultime nostre statistiche. Questo purtroppo fa sì che il numero di morti in agricoltura in Italia sia ancora elevatissimo, stiamo parlando di 200 morti all'anno, che secondo me con macchine più efficienti, più sicure e a norma potrebbero, non dico dimezzare, ma comunque calare notevolmente. Rispetto al tema chiave di questa edizione di Fiera Agricola, la sostenibilità, il mondo della meccanizzazione agricola ha già questo come obiettivo, come linea guida, insomma, per l'innovazione già da tanto tempo. Assolutamente sì. Non parliamo solo di emissioni, perché le emissioni per l'agricoltura è il settore in cui si produce meno CO2. La maggior parte di CO2 dell'agricoltura si produce attraverso l'aratura, attraverso l'utilizzo di sostanze fertilizzanti piuttosto che fitochimici nella produzione delle culture. In Italia, in Europa in generale, noi abbiamo le macchine più sofisticate per utilizzare il minor numero di input per la produzione agricola, per cui da questo punto di vista la nostra agricoltura è estremamente sostenibile. Se fossero dati più incentivi a livello sempre di PSR o di PAC, ma anche di singoli interventi dei singoli governi europei all'utilizzo di queste tecnologie, cioè l'utilizzo di macchine isobasse piuttosto che trattori con GPS o meno, si potrebbe inquinare meno le falde, utilizzare meno chimici, utilizzare meno fertilizzanti che comunque hanno un certo impatto sull'ambiente. Senza di questi però, bisogna essere poi molto, molto franchi, non si può produrre derrate alimentari sufficienti per salvare la popolazione, per cui è un trade-off tra la necessità di mangiare e quella di inquinare il meno possibile il nostro ambiente.
Allora, come dicevamo, sarà un anno molto intenso per quello che riguarda le manifestazioni fieristiche dedicate al mondo della meccanizzazione agricola. Oggi siamo qui a Fiera Agricola a Verona, ma ovviamente è già partito il conto alla rovescia per EIMA International a Bologna. E allora sentiamo subito da Simona Rafastella, direttore generale di Federunacoma, come proseguono i lavori, ma anche quali saranno le novità di questa attesissima edizione. I lavori per EIMA International proseguono molto bene, la macchina organizzativa è partita già da tantissimo tempo, dopo che i saloni francesi hanno lanciato una sfida e una competizione internazionale ad EIMA ponendosi negli stessi giorni ed anni della nostra rassegna. Abbiamo deciso che un problema per noi doveva diventare una grande opportunità e quindi abbiamo messo in piedi, messo in campo e analizzato un'edizione 2020 di EIMA veramente straordinaria. I numeri sono da record, abbiamo aperto le iscrizioni in tempi insospettabili, quindi con tantissima ambizione rispetto alle aspettative dell'industria di settore. Ad oggi contiamo 1600 industrie espositrici che hanno formalizzato la partecipazione alla nostra rassegna, di cui 600 sono estere, con una copertura del 90% della superficie espositiva, quindi grandissimi numeri a 10 mesi dall'evento e tantissime le novità ovviamente messe in campo. Una sottolineatura importantissima sull'innovazione, sulla tecnologia, quindi spazio rinnovato per il concorso Novità Tecniche, che avrà il riconoscimento anche di un evento anticipato di 2 mesi rispetto ad EIMA, in cui presenteremo a tutta la stampa nazionale di settore italiana ed estera i vincitori del concorso. Ma non solo, perché la mostra delle novità tecniche avrà uno spazio rinnovato all'interno dell'Agorà della Fiera di Bologna, il quadriportico con anche una suggestione veramente del tutto particolare, ma ancora avanti il focus relativo alla digitalizzazione in agricoltura, ai sistemi interconnessi, che nell'edizione 2018 ha rappresentato un'area sperimentale, diventa un vero e proprio salone espositivo in cui aziende del settore, start-up, associazioni internazionali presenteranno veramente le novità sulle quali da questo punto di vista il mondo intero si dovrà confrontare. E per la puntata di oggi il collegamento da Fiera Agricola termina qui, ma torneremo a Verona anche la prossima settimana, nel corso della prossima puntata, per approfondire alcune soluzioni tecnologiche innovative proposte dal mondo della meccanica agricola. Adesso una breve pausa, poi la linea va a Elisabetta Gori, che è a Ferrara, per seguire la grande mobilitazione di Agri Insieme per contrastare il calo produttivo, ma anche il calo dei prezzi e quindi le difficoltà per gli agricoltori e anche naturalmente i danni causati dalla cimice asiatica. Allora una piccola pausa e poi Elisabetta a Ferrara con Agri Insieme.